Un cordiale saluto, gentili amici e amiche all'ascolto, edizione del nostro videogiornale. La Procura di Udine ha aperto un'indagine conoscitiva sui casi di decessi degli anziani ospiti avvenuti nelle case di riposo del territorio a seguito dell'emergenza coronavirus. Lo conferma il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, che insieme con il procuratore aggiunto Claudia Danelon ha deciso di iscrivere allo stato di iniziativa un fascicolo come atti relativi senza indagati e senza ipotesi di reato. Vogliamo capire se le dimensioni del fenomeno e se era evitabile. È una domanda doverosa, ma procediamo con molta prudenza nella consapevolezza che si tratta di un'emergenza sanitaria ed epidemiologica senza precedenti, totalmente nuova, ha affermato il procuratore. Non puntiamo il dito contro il personale delle case di riposo che ha patito già, anche personalmente, l'effetto del Covid-19. Gli accertamenti partiranno dalle strutture più colpite dal fenomeno e sono delegati ai carabinieri del nucleo antisofisticazione di Udine, che nei giorni scorsi, come del resto d'Italia, avevano già avuto accesso alle strutture per controlli di natura amministrativa. Sono 904 gli ospiti delle case di riposo di Trieste sottoposti fino al 21 aprile a tampone per verificare la possibilità al coronavirus. Secondo l'ultima rilevazione, 264, pari al 29,2%, sono risultati positivi, e quanto emerge dai dati diffusi dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Su 94 residenze censite, con 3.611 ospiti, riporta la nota, l'attività si è concentrata sulle 65 strutture prioritarie, 3.090 ospiti. In base al gradiente di rischio riscontrato a causa della promiscua con altri residenti e tipologia di pazienti. In queste 65 strutture sono stati effettuati tamponi a 904 persone, secondo criteri clinici di priorità. Nel tempo sono stati eseguiti più tamponi nella stessa persona, per un totale di 1.229, di cui 868 negativi, mentre 378 sono stati riscontrati positivi. 301 persone su 904 hanno avuto un tampone positivo nel loro decorso clinico. Essendo i tamponi ripetuti nel tempo, l'ultima rilevazione sulle stesse 904 persone segnala 264 riscontri positivi, mentre il numero dei negativi sale a 633, con uno 0,8% di risultati incerti da ripetere. Per ora vi sono 49 residenze esenti da contagio, alcune con percentuali bassissime di ospiti con tampone positivo e altre invece maggiormente impegnate. Sono 4.211 le persone controllate nella giornata di ieri in Regione dalle forze dell'ordine nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento al Covid-19. Di queste 144 sono state sanzionate e 2 denunciate per falsa attestazione. Altre 11 sono state denunciate per altri reati. Lo rilevano i dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Ieri sono stati controllati anche 1.195 esercizi commerciali, 6 titolari di attività sono stati sanzionati. Paura ieri sera, poco prima della mezzanotte, a Castione di Strada per un incendio in un'abitazione. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che sono stati svegliati nel sonno da un forte boato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine insieme ai colleghi di Codroipo e Latisana. Il rogo, scoppiato per cause in corso di accertamento, dopo lo spegnimento, probabilmente di natura accidentale. Ad innescare il tutto l'esplosione di una bombola GPL che si trovava all'esterno dell'abitazione in un garage. Per fortuna la seconda bombola è stata portata all'esterno giusto in tempo nell'arrivo dei vigili del fuoco, che ha evitato un ulteriore scoppio. I danni sono ingenti, per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area si sono concluse nella tarda mattinata. È una buona notizia che ci è appena giunta in redazione, perché il ragazzino di 3 anni che era scomparso misteriosamente ieri sera nella zona di Vaillant, in provincia di Pordenone, è stato ritrovato sano e salvo nella notte alla Diaccio da parte delle persone messe alla sua ricerca. Il ragazzo, una volta trovato, è stato portato all'ospedale per accertamenti, dopodiché già nella tarda mattinata è rientrato a casa
abbracciato dai propri genitori e dai familiari. E con questa notizia chiudiamo qui la prima edizione del nostro audiogiornale, vi diamo appuntamento alla seconda edizione poco prima della mezzanotte.